questo gruppo operava nel centro di Catania, diciamo un gruppo della stazione, ma non erano soltanto i commercianti, gli operatori economici della stazione che venivano vessati, ma un po' tutto il centro di Catania. Operatori economici dai più grossi e più importanti a quelli magari di levatura minore, e inoltre sono stati utilizzati gli autori di tante rapine compiute con modalità veramente pesanti, perché si accompagnava al sequestro di persone. Questa operazione si è potuta compiere grazie alle indagini della Guardia di Finanza, alle operazioni tecniche, intercettazioni, la collaborazione di un pentito, la collaborazione di un malavitoso pentito, ma anche grazie alle dichiarazioni di alcuni commercianti che finalmente hanno riconosciuto le persone non arrestate gli autori delle estorsioni e delle rapine. Quindi questa è anche l'occasione per invitare chi è vittima di questi gravi episodi delittuosi a collaborare con la magistratura, con le forze di polizia, poiché se questa collaborazione è piena, i risultati poi sono sotto gli occhi di tutti, sono ben tangibili. L'operazione di oggi azzera il clan della stazione dopo altre due importanti operazioni poste in essere dalla Guardia di Finanza di Catania. Oggi è stata colpita la reggenza del clan, è stato azzerato un importante gruppo e sodalizio mafioso che spartiva il territorio anche con accordi con altri gruppi criminali di Catania. Ci sono evidenze chiare di spartizioni del territorio con il clan dei Carcagnusi, il clan Mazzei, con il gruppo della Civita che opera in una zona attigua al clan della stazione. Quindi sono logiche mafiose ormai consolidate che oggi sono state azzerate con l'operazione.